Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una sibille interattiva del vostro Marietto Veneziano. Sono sibille gratuite, vi ricordo per gli amici che ci seguono da Face, visto che questa è una piattaforma collegata sia a Face che a YouTube. Per gli amici che ci seguono e fanno delle domande da Face bisogna iscriversi a questa piattaforma che è StreamYard, è gratuita. Gli altri invece che ci scrivono direttamente dai nostri canali YouTube e non hanno nessun tipo di problematica. Quindi tutti quelli di Facebook user, no, devono iscriversi alla piattaforma di StreamYard. Adesso attualmente sto trasmettendo in diretta dalla mia paginetta di Facebook e dal canale di Hildegarda e il canale YouTube del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo anche che per una domanda bisogna mettere sempre il nome e la data di nascita, se sono due persone, uomo o donna, nome e data di nascita. Mi raccomando poi che la domanda sia ricca di particolari e non delle domande secche, per il semplice fatto che sennò le sibille fanno un po' di fatica ad agganciarsi alle scene energetiche. Io magari vedo una donna sposata e magari se una persona non mi dice che è sposata o meno, o convive o ha dei figli, chiaramente si fa fatica a interpretarle, anche perché fondamentalmente non vi conosco. Bene, detto questo, vi ricordo anche che abbiamo due gruppi social su Facebook, uno è i casti sacerdotali, l'altro è radionica radiestesia, teologia ed ermetismo. Siete invitati, è gratuita l'iscrizione. In più vi ricordo che abbiamo anche un pregiato sito, il sito del Capitano, dove il Marietto Veneziano ha messo 20 ebook di radionica e radiestesia che praticamente contengono circuiti radionici, quadranti radiestesici con tante istruzioni, ne hanno già scaricati 175.000, quindi vuol dire che il Marietto qualcosa ha fatto con Hildegarda. Poi vi ricordo anche che nel sito ci sono una sezione shop dove noi appunto abbiamo la possibilità di proporre dei prodotti di qualità. Questo ad esempio il ciondolo magico costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Vi ricordo anche che siamo sempre a disposizione per consulti privati a pagamento, 20 euro 45 minuti. In più per le persone che hanno delle esigenze particolari offriamo anche i riti propiziatori, del prezzo chiaramente da discutere, perché ogni rito è sempre diverso dall'altro, è come un vestito in sartoria, non sono mai uguali. Abbiamo varie possibilità sul benessere e via dicendo, sul lavoro e quant'altro. Vedete? Abbiamo una grande paletta di possibilità di poter offrire i nostri servizi. E vi ricordo anche chiaramente il nostro cavallo di battaglia è questo ciondolo magico da prezzo 150 euro più 10 euro di spedizioni. Bene, penso di aver detto tutto e quindi incominciamo a salutare le amicizie che ci seguono. Quindi incominciamo a salutare Mirko, Giga, Alessandra, Cassiopea, Anna, Rossella. Vi ricordo anche che quelle persone che hanno già avuto una risposta, che spesso ci vengono, ci seguono, noi siamo ben contenti, però vi ricordo che visto che sono gratuite dobbiamo lasciare spazio anche alle nuove per farci conoscere e non rifate sempre la stessa domanda, perché se abbiamo già risposto una volta la cosa dovrebbe andare per almeno 6 mesi, 9 mesi. È chiaro che se uno continua a fare la stessa domanda, poi anche le sibille cominciano a dare dei risultati che non sono quelli che uno si aspetta. Bene? E poi un'altra cosa, visto che le domande sono poste su una piattaforma con 3 posizioni diverse per poterle fare, alcune volte no, uno magari si vede scavalcato perché da un'altra parte viene scelta un'altra domanda e le domande vengono scelte da noi per la qualità, per se sono scritte bene e se l'utente è nuovo. Bene. Vedete, ad esempio, abbiamo questa domanda di Anna, che Anna del 61 e Guglielmo del 58. È finita la relazione, grazie.
A questo punto, questa è una domanda chiara, si vede che sono due persone che si sono ultimamente lasciate, quindi giustamente Anna chiede del 61 se Guglielmo del 58 si sono praticamente lasciate. E mi raccomando, quelli che hanno già ricevuto una risposta gratuita, che lasciano spazio anche appunto alle nuove persone e non continuino a rifare sempre le stesse domande. Bene, vediamo un po' se Anna del 61 e Guglielmo del 58 è veramente finita. Beh, il pendolino attualmente dice di sì. Sembra proprio che la situazione sia un po' difficile. Adesso vediamo in dettaglio, vediamo un po' le sibille, se ci danno ancora dei spiragli. Ricordo che il pendolino vede la fine, però diciamo che le sibille vedono massimo entro un anno, un annetto. Vediamo un po'. Allora, il taglio cosa ci dice? Il taglio dice che Anna è ben speranzosa, è ben speranzosa e vedo che può nascere ancora qualcosa. Queste sono due sibille forti, due sibille ottimiste, due sibille di qualità, no? Quindi quando escono queste due sibille, certo non è Vangelo, ma diciamo che siamo incamminati sulla strada corretta. Vedo che c'è speranza con Guglielmo. Vediamo un po'. Però Anna, dovresti dirmi se hai dei figli, perché vedo una donna sposata, vedo una donna che ha dei figli. Allora, vediamo un po'. Anna, se vorresti aggiungere un pochettino dei dettagli a vedere se ci sono figli, perché qui vedo una donna con dei figli e una donna sposata. Non si riesce bene a capire se tu hai dei figli, per rendere più, come si dice, più meglio, diciamo, l'esposizione. Comunque io vedo una donna sposata che di nascosto viene spiata. E vedo quest'uomo qui che dovrebbe essere Guglielmo, vedo che pensa come risolvere la situazione. Però attenzione Anna, qui c'è una carta, l'artista, la carta dell'artista è sempre una carta, è una sibilla molto, molto forte nei rapporti sentimentali, perché indica che questo Guglielmo molto probabilmente, non dico che è un narcisista, ma è un tipo che gli piace più prendere che dare. Quando esce l'artista è sempre uno che cade in piedi, però ha delle qualità un attimino, come si suol dire, è più un tipo stretto di gomito, come si dice, dalle mie parti. Bene, poi vediamo nel presente, visto che questa relazione sembra chiusa, vedo che c'è un'amicizia, però vedi qua, qui sembra che la situazione, vedi, sia stata degradata nel presente, vedi, c'è la disgrazia, però non sembra che la cosa sia chiusa, sembra che sia una parentesi, perché vedi, la disgrazia è in mezzo a due sibille forti, la casa e la fedeltà, quindi io non direi che la situazione sembra chiusa, ma sembra quasi che sia un momento di stand-by. Qui vediamo che la situazione è in stand-by, bisogna fermarsi un po'. Poi il futuro, sì, c'è un po' di gelo, vedo che ci sarà un po' di gelo, forse dovuto a una donna, non si capisce se è una figlia, perché la tua domanda non è ricca di particolari, però non si capisce se è una figlia o una donna più giovane che Guglielmo Nela. Quindi molto probabilmente entra in scena questa donna, o potrebbe essere una novità. Comunque, visto che non so niente di Anna, no, posso presumere che o è una figlia o è sicuramente una donna giovane che entra nella vita di Guglielmo. È per questo che prima c'è un gelo, nel futuro fra un po' ci sarà ancora più gelo. Adesso diciamo che la situazione non è proprio una porta sbarrata. E poi vedo che lui lavora per conquistare questa persona giovane e ripeto, Anna dovresti dirci se è una figlia oppure è proprio l'entrata di una persona nuova. Poi vediamo ancora che lui cercherà di ricucire, c'è un ritorno molto probabilmente nel futuro. Vi ricordo che le sibille vanno massimo 12 mesi, quindi qui siamo nel raggio di 6 mesi massimo e vedo che ci potrebbe essere un ritorno. Però attenzione che c'è questa donna giovane che non si capisce, visto che non ci sono abbastanza informazioni, se è
potenzialmente una nuova entrata, no? Perché vedo che fra voi due ci sarà un gelo. Poi vedo che lui lavora per riconquistare e cerca di essere servizievole per poterti riconquistare. Esatto, lui c'è una figlia, esatto. Allora è la figlia, molto probabilmente l'80% qua, vedi, questa figlia si vede. Allora molto probabilmente qui c'è una donna sposata, io non so se lui una donna con figli, però vedo che c'è questa situazione, quindi non so se la vostra c'è una figlia, esatto, è questa figlia qui che molto probabilmente lavorerà, però un ritorno io lo vedo, la vostra relazione. Qui nel passato non si capisce bene se è una relazione clandestina allora, perché adesso con cioè più mi dà indicazioni, più riesco a capire se è una relazione clandestina di nascosto che qualcuno vi spiava oppure una relazione aperta. Comunque diciamo che nel futuro ci sarà del gelo per via di una persona che molto probabilmente potrebbe essere al 60-70% la figlia che lavorerà. Poi lui cercherà di riconquistarti perché vedo la carta della vecchia signora è sempre qualcuno che ritorna del passato. Vedi? Infatti Anna dice che c'è una figlia. Ah, ecco, esatto, vedete, Anna, appunto, ecco perché qui compare questa donna sposata e di nascosto che spia. Ecco, adesso la cosa è più chiara, si riesce a capire meglio il disegno, perché più è ricca la domanda, è più facile, sciolto, si vede meglio il risultato ed è più attendibile, chiaramente. No? Quindi abbiamo capito che è questa donna sposata. Esatto. E qui vedo che spia questa donna sposata, e lui che pensiero è un po' stretto di manica, poi io qui vedo appunto che c'è questo blocco, ma poi vedo che ritorna, però la figlia farà in modo che ci sia ancora del gelo fra voi due, del gelo molto, molto importante, questo. Quindi attenzione Anna, che però andiamo avanti con la nostra spiegazione. Vediamo un po', aspetta che ti rimetto. Anna, aspetta, un attimo che andiamo avanti con la nostra spiegazione della nostra Anna. Eccola qua. Poi io vedo che c'è un ritorno, quindi un ritorno c'è nel futuro, dopo il blocco della figlia che vedo che lavorerà molto per frenare. Però lui sarà molto disponibile, vedo allegrezza, un ritorno. Attenzione sul finale. Vedi? Lettera. Tu che sei vincitrice, sei di buona volontà e denaro. Allora, sembra che fra un po' ci sarà un blocco ancora più importante della vostra relazione. Però al finale tu riceverai delle informazioni tramite chat, tramite sms, telefono, in cui sembri vittoriosa perché sei una persona che entro un anno vuoi riconquistarla. E poi vedo che sei molto disponibile, anche perché vedi in lui una sicurezza materiale, vedo denaro, quindi sembra che lui possa anche offrirti una sicurezza materiale. Quindi diciamo che entro un anno, no, la cosa dovrebbe ritornare, cioè non è proprio che è morta, ma diciamo che è un po' una montagna russa e vedo che fra un po' la figlia o una donna giovane entrerà in scena e lui lavorerà bene per poter metterla un po' tranquilla, no? Diciamo così, e poi vedi c'è il ritorno e poi vedo che tu sarai vittoriosa, lavorerai bene per poter conquistare, ma vedo che ti potrà dare anche una sicurezza sicuramente materiale. Quindi non è tutto perso. Non facciamoci la testa prima. Ok, vediamo un po' se ci sono nuovi commenti. Vedo anche delle mie amicizie. Buongiorno Doris. Vedo anche buongiorno Elisabetta. Bene, adesso vediamo un po' se questa domanda allora, vedo una domanda dagli amici di Face. Vedo Antonella Filippi.
E cosa ci dice questa amicizia? Vediamo un po', aspettatemi un pochettino perché devo organizzarmi per poterla vedere bene. Vediamo un pochettino. Allora, la nostra amicizia Antonella ci chiede se fra il Ilena del 2000 e del 2001 Pietro, quindi sono giovani, vediamo che sono giovani, pieni di voglia di vivere, di volontà, e vediamo un po' come va a finire. Ok, mettiamo il pendolino. Vi ricordo che siamo anche sempre disponibili per consulti privati, il legale mi ha detto iniziamo. Vediamo un po' se la storia andrà avanti. Ma insomma, vediamo un pochettino se la storia della nostra Elena con il nostro Pietro alla fine, se le gambe cammina, come dicevano. Vediamo un po' se le gambe camminano. Allora, domestico e amore. Allora, sono due carte bellissime, sono due carte piene di entusiasmo, piene di voglia di fare, soprattutto da parte della nostra amicizia, che in questo caso si chiama Pietro del 2001. Quindi sono carte propositive, sono sibille che danno speranza, danno voglia di crederci, sono carte piene di voglia di fare, l'amore, un amore fisico, e lui che è una persona disponibile, un bravo ragazzo, molto probabilmente. Vediamo un po'. Allegria, vecchia signora, lettera. Però il taglio era sì positivo, però insomma sono giovani, hanno voglia di cambiare. Vediamo un po'. Beh, il passato vedo che è intervenuta anche una mamma di questi due signori qua, e vedo che la ragazza è molto forte, però vedo che c'è stato anche un aiuto di una persona grande che ha cercato di smussare un po' gli angolini e farli andare d'accordo. Su questo siamo in chiaro. Ci sono state comunicazioni importanti, la ragazza è molto forte. Elena è una ragazza vincente, di buona volontà, che ha voglia di fare. Questo è il passato. Lei però vedo che è innamorata di qualcuno che è anche molto probabilmente, non dico benestante, ma sta bene materialmente. Ha un ricordo di una relazione molto probabilmente precedente, molto probabilmente. Lui vedo che la vede come una cosa molto importante, cioè non una cosa, una situazione molto importante, ha delle grandissime aspettative su questo rapporto, ma vedo lei un po' legata, la Elena del 2001, innamorata di qualcuno che aveva delle competenze, conoscenze, anche materialmente stava bene nel presente. Però attenzione che c'è qualcuno che sembra che remi contro, c'è qualcuno che sembra che proprio non gli va questa cosa qui, dice tutto al contrario di tutto. Poi nel futuro vedo che Elena incomincerà a piangere, avrà paura di perdere questa situazione. E sembra che nel futuro la cosa degradi, no? Perché si vede qua nella Sibilla lei che piange, lei che lo vede andare via, sembra che quasi la loro unione, questo fidanzamento, sembra più che altro scivolare via. E da lontano ci saranno dei segreti, dei messaggi, insomma cercheranno di ricucire. Però la cosa mi sembra che non sia solida, vedo che non c'è grande, perché vedi, vedovo, cioè sembra quasi che la cosa si debba chiudere entro un anno, anche prima molto probabilmente, perché vedi vedovo, abbattimento morale, l'amante che è in mezzo a due carte estremamente pesanti e quindi automaticamente acquisisce la forza negativa, cioè praticamente sembra quasi una situazione di cambiamento totale e no, sembra proprio che la cosa per il momento
sembra farraginosa, con, vedi, abbattimento morale, lui che si sente come in una prigione, lui che automaticamente dentro questo abbattimento morale, questo cambiamento forte non sarà più quello di prima. Quindi entro un anno ci dovrebbero essere dei cambiamenti sfavorevoli e lo vediamo anche nel prossimo futuro. Qui ci sono due situazioni difficili in cui lei piangerà, proprio perché ci sono dei segreti. Nel futuro ci saranno dei segreti, strategie che vengono da lontano. E quindi viene messo in dubbio questo fidanzamento. Quindi sembra che non abbia delle gambe che lo facciano camminare a lungo questa situazione. Bene, vediamo il prossimo. Prossimo amicizia, vi ricordo, per chi non rispondo adesso, sarò per domani alle 11:20, sempre qui a disposizione per tenervi compagnia per mezz'oretta, e poi anche domani sera con il Degade, accompagnati del Degade con le sue fantastiche sibille. Andiamo alla prossima domandina, vediamo un po'. Vediamo un po'. Adesso abbiamo la nostra amicizia Laura. Vediamo la Laura. Laura del 74 che chiede: troverò un po' di amicizia, un po' di amore, un nuovo amore, un po' di serenità, grazie. Quindi la nostra Laura ci chiede del 74 se arriverà qualcuno di importante nella sua vita nel futuro prossimo. Vediamo un po', Laura del 74. Beh, Laura, sembra col pendolino che le cose arriva qualcuno. Vediamo un po' com'è questo qualcuno, se è una persona valida o una persona che insomma mordi e fugge, una persona che non vale la pena investire. Vediamo un po'. Voilà. Per Laura vediamo se arriva qualcosa. Vedo che hai visto andare via qualcuno. Vedo che hai visto andare via qualcuno che molto probabilmente, non so se era una relazione coperta o qualcuno ti ha rubato qualcosa di importante, però vedi, dal taglio si vede che tu hai sospirato, hai visto andare via qualcuno che ti è forse stato anche rubato. O è una relazione coperta o qualcuno ti ha rubato qualcosa che era tuo. E come dice Osho, se tu hai qualcosa la mattina c'è qualcuno che si sveglia e te lo vuole portare via. Andiamo avanti. Sempre per Laura che chiede se arriva qualcuno di importante. Allora Laura, hai fatto una bellissima domanda, E vediamo un po'. Beh, nel passato ci sono stati dei segreti, vedo che c'era magari qualcosa di importante. Poi o per leggerezza o per distanza ci sono stati dei rapporti importanti, fisici, ma vedo lui che è pensieroso, vedo lui che cerca di ragionare come risolvere la situazione. Ecco, la nostra Antonella ringrazia, e questo fa sempre piacere, sentire un ringrazio, perché vi ricordo che sono sibille gratuite e fa piacere quando le persone ringraziano, perché capiscono il valore di quello che gli è stato dato. Bene, bene. Quindi nel passato io vedo che la situazione fondamentalmente c'era qualcuno di importante, però non so se era clandestino o c'era delle strategie. E io di Laura non conosco niente, però da quello che le sibille mi dicono sembra che è una persona che ragionava su questi segreti. C'era anche molta, come si dice, molto fisico, molta relazione fisica importante, forse anche presa un po' alcune volte con frivolezza. Però ecco, eccolo qua allora, eccolo qua, giustamente, esatto, la nostra Laura, ecco qua, che ci dice che questa persona qua, eccolo perché ragiona
e c'è stata questa guerra qua, c'è stato questo militare, giustamente, adesso si riesce a capire questo fidanzamento, questo matrimonio, questo imeneo, no? E qui si vede che lui ragiona per staccare, no? Vedete il segreto, non era clandestina allora, ma è una questione prettamente strategica per il divorzio. Nel presente, nel presente cosa vediamo? Nel presente vediamo che nella vita di Laura c'è una situazione particolare, c'è una donna terribile che vi ha attaccato. Allora, qui c'è proprio una donna che non ha usato mezzi termini e si vede chiaramente e vi ha attaccato di brutto qua. Lui, c'è un uomo ancora che sta valutando in tutti i modi come risolvere alcune cose. C'è un uomo che ti guarda, oppure sul posto di lavoro. Comunque c'è una donna che vi ha attaccato. E poi vedo anche una giovane donna. Quindi entra in scena un presente in cui sembra che o hai conosciuto un uomo o è successa una cosa così. Una donna vi ha attaccato nel vostro matrimonio, molto probabilmente. Poi c'è o nel posto di lavoro o un uomo che conosci o conoscerai, no? Che però è avido, è tirchio, è una persona di sentimenti, gli piace più prendere che dare, e quindi vediamo anche il premio che è mezzo pieno e mezzo vuoto. E poi vediamo una giovane donna. Quindi sembra che sei in una situazione non facile, non facile da gestire, per il semplice fatto che sei in una tormenta, attaccata, conosci una persona o nell'ambiente di lavoro c'è una persona che ti sta guardando o un libero professionista, ma è tirchio. Hai conosciuto magari una persona che è tirchia di sentimenti, ma anche nel dare materialità. Sembra quasi che ti stia studiando. E vedo entrare, non so se è una concorrente, vedo qui che c'è una donna giovane che entra in scena, potrebbe essere anche una figlia, però diciamo che la situazione adesso tua è tormentata, soprattutto perché c'è questa donna che nel passato ha una situazione difficile che deve essere sistemata. Quindi adesso la situazione è complicata. Nel futuro io vedo entrare in scena un uomo importante e che cerca di dare stabilità, vedi, l'artista, casa, e ci sarà sicuramente qualcosa di importante, però anche, vedi, l'artista è come il soggetto qua, questo signore qui che potrebbe essere uno spasimante, uno che ti sta guardando, ma anche il nuovo che conoscerai, devi stare attenta perché l'artista è sempre una persona che cade in piedi, no? Però c'ha un però, che alla fine gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. Quindi Laura, stai molto attenta. Però ti darà all'inizio un po' di stabilità e belle cose. Lavorerà molto. Lavorerà molto. Quindi sì, vedo arrivare qualcosa di nuovo interessante. Lavorerà molto per conquistarti. Poi, dopo questo periodo, vedo di nuovo il gelo, vedi il vedovo e tu che sei malinconica. Quindi diciamo così, o adesso conosci uno che è praticamente un po' stretto di sentimenti, ma anche materialmente difficile, poi vedo una donna giovane che potrebbe essere una figlia o una concorrente. Poi nel futuro incontrerai un'altra persona, quindi più di una persona, che ti darà un po' di felicità, sia materiale che di stabilità economica. Poi però vedo che ci sarà un gelo e tu non starai bene. E il finale è importante, Laura, per te, perché sono cose positive. Un po' di gelosia, poi arriva un amore, un gran signore, una persona più grande di te e sembra quasi un ritorno. Sembra quasi una persona che tu hai già avuto nella tua vita. Sembra un ritorno di una persona più grande che ti vuole bene e veramente questa persona vale la pena investirci. Quindi diciamo, Laura, che ho visto due o tre attori che entrano nella tua vita in quest'anno o nel futuro, in cui alla fine chi avrà la meglio sarà una persona più grande di te, un ritorno, molto probabilmente lo conosci già nella tua vita, magari all'inizio ci sarà un po' di gelosia, però vedo che ti vorrà bene, sarà una persona
che ecco, Laura dice che mm, 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 dice che la giovane donna potrebbe essere la madre malata. Beh, adesso abbiamo puntato, no, Laura, vedi, adesso abbiamo puntato un discorso, potrebbe essere, ma no, perché sennò arriverebbe la vecchia signora. No, qui è proprio una giovane donna che entra in scena fra un po' nella tua vita. Magari non la vedrai neanche, lavorerai dietro le quinte, però tu non preoccuparti perché poi vedi gelosia, amore, il gran signore è al ritorno. Quindi sono delle carte estremamente positive nel futuro, molto probabilmente incontrerai qualcuno del tuo passato, un gran signore che veramente ti vorrà bene. Nel futuro prossimo o incontri uno sul posto di lavoro o che è un libero professionista o già lo conosci, ma però sarà poca cosa. Poi incontrerai un altro, quindi ci sarà più comunicazione con persone, vedi? Solo che ti darà una falsa felicità, infatti poi c'è il vedovo, sembra quasi un funerale, e tu che sarai malinconica. E poi dopo gelosia, amore, gran signore, riunione. Quindi diciamo che sì, avrai un po' di pace, ma non subito, ci vorrà ancora un po' di tempo. Bene cari amici, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia, so che anche voi siete contenti, spero che siate con me, vi ricordo domani alle 11:20 Marietta Veneziano ci sarà e vi ricordo anche mercoledì sera con il Degarda alle 21:15 e venerdì sempre con il Degarda alle 21:15. In questa piattaforma vi ricordo che per gli utenti Face devono iscriversi come hanno fatto ad esempio le nostre amicizie, no? Elisabetta, la Doris, vedete, si è iscritta alla piattaforma. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!